noi siamo ancora ad Oristano e questa volta siamo in compagnia dell'arbitro che si è cambiato, adesso non è più un arbitro. Non è più un arbitro, no. Solo per partite per scopi benefici oppure per iniziative come questa destinate ai ragazzi sulla sicurezza stradale, insomma, quindi solo per queste cose io ho smesso tanti anni fa di arbitrare, credo che si veda anche dallo stato di forma. Comunque sicuramente è una grande giornata quella che ho visto oggi, perché comunque queste partite servono anche per dare visibilità a un problema oggettivo. Certo, un problema oggettivo, purtroppo ogni weekend ci sono tanti morti nelle strade, prevalentemente giovani, morti per l'imprudenza, per la velocità, per l'abuso di alcol e anche di droghe, per le strade in Sardegna in particolare, per le strade, ma direi in tutto il resto d'Italia. È un problema sentito, un problema serio rispetto al quale è giusto sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare soprattutto i ragazzi. Un'iniziativa come quella odierna, diciamo, è utile, speriamo sia utile, ecco. Intanto mentre noi parliamo stiamo vedendo anche le immagini di questa partita che ha visto la Polizia di Stato super vincitrice nei confronti poi degli artisti. Sì, ma non credo che lo scopo sia stato quello di vincere. Come no, ma stai scherzando, che uno viene qua a perdere. No, beh certo non viene a perdere, però comunque è stata una bella serata dove si sono incontrati tanti amici. Io e te per esempio non ci vedevamo da una decina d'anni e ci siamo rincontrati in questa occasione. E poi, se vogliamo entrare nel merito, vogliamo fare i seri un po' e analizzare la partita, la Polizia di Stato è superiore, anche perché è stata superiore, anche perché fra i poliziotti ci sono tanti ragazzi che hanno giocato a pallone. Io li conosco, ne conosco tanti che hanno giocato in prima categoria, in promozione, in eccellenza. Renato Copparoni addirittura in Serie A, quindi diciamo non c'era partita, anche se poi gli artisti si sono ben comportati. Hai giocato bene tu. Bugiardissimo. Cocco, dai. No, Cristo è stato bravo, devo dire. Bravo, si vede che comunque aveva qualche dote. Ecco, qualche dote, ma lo preferisco come artista. Assolutamente. Però abbiamo anche, come dire, durante la partita ci siamo fatti anche una chiacchierata poi in riferimento all'andamento di questo grande Cagliari che quest'anno, devo dire, ci sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo detto chissà che riesca ad arrivare alla Coppa UEFA. Io ci credo, sai. Sì, ma anch'io ci credo, perché comunque secondo me adesso al di là della posizione, una zanzara, della posizione in classifica che in questo momento dice Roma qualificata, io credo però che il Cagliari da un punto di vista psicologico sia avvantaggiato, anche perché la Roma ha allestito una squadra per puntare a grandi obiettivi. Secondo me la qualificazione UEFA in Europa per la Coppa UEFA, che l'anno prossimo non si chiamerà Coppa UEFA, è addirittura riduttiva rispetto all'organico e a quanto hanno speso, al monte ingaggi per esempio. Per il Cagliari invece sarebbe un grandissimo risultato, ma il Cagliari ormai gioca bene da un anno e mezzo a questa parte. Il fatto che abbia vinto nettamente a Roma contro la Lazio 4-1, a Torino contro la Juventus e in molte partite in casa anche affrontando le big non ha demeritato anche quando ha perso, significa che questa squadra è ben amalgamata, ben organizzata. Io credo che il merito principale sia dell'allenatore, che è vero che ha ereditato, diciamo, una formazione solida da Ballardini, ma è anche vero che è riuscito, diciamo, a interpretare il suo ruolo senza snaturare la squadra. Quindi grande merito all'allenatore e grande merito al presidente che, strano ma vero, ha confermato tutti l'anno scorso e il risultato di questa stagione gli sta dando ragione. Si pensava all'inizio, insomma, che il Cagliari sarebbe andato male, poi c'è stato questo voltafaccia reale, vero. Devo dirti una cosa, credo che in Sardegna in questa stagione il Cagliari abbia acquisito più amanti poi del calcio nostrano. Sì, ma infatti io sono stato diverse volte, mi capita di andare fuori e anche fra gli emigrati che seguono il Cagliari o in trasferta o mediante la TV a pagamento c'è grandissimo entusiasmo. Io credo che, diciamo, levando il Cagliari dello scudetto, che è fuori sacco perché ha vinto lo scudetto ed era una squadra competitiva al massimo e schierava giocatori che poi erano l'ossatura di quella grande nazionale che insomma si comportò bene e perse in finale con il Brasile nel 70, a parte quel Cagliari io credo che questa squadra non sia seconda a nessun'altra formazione degli ultimi 30 anni. Anche lo stesso Cagliari di Carlo Mazzone con Francesco Li Fonseca e Herrera
secondo me, pur essendo superiore da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico era inferiore a questa squadra. Io non ho mai visto a memoria, non ricordo il Cagliari dallo scudetto perché sono nato quell'anno, non ho mai visto a memoria il Cagliari giocare così bene in trasferta come quest'anno. Insomma, Inter-Cagliari, meglio il Cagliari. Meglio il Cagliari. Più compatta, più squadra. E poi soprattutto spende meno, e quindi se ottieni dei risultati spendendo un terzo e rispetto all'Inter molto meno di un terzo, il merito va riconosciuto alla società, al presidente, all'allenatore. Io credo che forse il pubblico cagliaritano, non il pubblico sardo, ma il pubblico cagliaritano non sia all'altezza di questa squadra, perché vedere le tribune del Sant'Elia tristemente vuote è desolante quando è una squadra che sta puntando di fatto a un obiettivo importante che non era nelle previsioni a inizio stagione. Allora, due battute per chiudere. Andrea, ancora parlare di calcio, io approfitto visto che tu sei così preparato. Due battute su due squadre che una milita in C2 e l'altra purtroppo momentaneamente in promozione, quindi stiamo parlando sicuramente dell'Olbia Calcio e poi della Torres. Due battute su queste due squadre e magari anche una battuta in più per l'Alghero, che purtroppo speriamo riesca a rimanere in C2. Allora, la stagione dell'Olbia è una stagione altalenante perché è una squadra molto competitiva, secondo me è la più competitiva del girone della Lega Pro. Io credo che ce la possa fare perché nonostante la sconfitta di ieri l'Olbia ha le caratteristiche, ha le qualità per puntare alla categoria superiore e per Olbia sarebbe un... Stiamo parlando di Olbia Varese. Sì, di Olbia Varese, certo, nonostante la sconfitta contro il Varese, che è la capolista tra l'altro. La Torres sta vincendo il campionato, vincerà il campionato, a Sassari si sta risvegliando l'entusiasmo dopo tante stagioni ai massimi livelli. Non dimentichiamo che solo qualche anno fa la Torres ha sfiorato la promozione in Serie B, poi non è fallita, però di fatto è andata a finire fra i dilettanti. L'anno prossimo militerà nel campionato di eccellenza con molte chance di andare in categoria superiore e quindi di ritornare poi fra 2 o 3 anni fra i professionisti. Poi c'è anche la Nuorese, vogliamo dire anche una cosa sulla Nuorese? Assolutamente. Ecco, la Nuorese sta vivendo una stagione difficile perché così come la Torres milita nel campionato di promozione, ha cambiato la squadra in corso d'opera, forse riuscirà a qualificarsi per i playoff. Io me lo auguro sia per Nuoro, perché Nuoro come Sassari merita ovviamente altre platee, me lo auguro anche per Paolo Busanca, che è un allenatore serio, che ha accettato questa sfida e che si è trovato di fronte a 1000 difficoltà, però credo che Torres e Nuorese meritino di ritornare fra i professionisti. Poi l'Alghero, come sappiamo, sta vivendo una stagione difficile, ma da quando è arrivato a Corda e da quando la società ha messo mano al portafoglio e ha portato ad Alghero alcuni giocatori importanti, sta battagliando, sta lottando per salvare la stagione, e anche per Alghero sarebbe un bel risultato vedersi riconfermato in Serie C2. Complessivamente, diciamo, dopo tutta questa analisi, io credo che comunque il calcio in Sardegna, diciamo, fatto salvo il Cagliari, stia vivendo un momento di crisi pesante che coincide con la crisi economica e sociale della nostra isola. Allora io credo che si debba puntare meno sui soldi, anche se poi i soldi servono, quindi sulla possibilità di avere imprenditori che investano tante risorse e che dopo 3-4 anni chiudano bottega e vadano via, ma si debba invece puntare sui progetti, quindi ripartire dal settore giovanile, perché in Sardegna ci sono tanti giovani che possono arrivare, quindi è un lavoro lungo, però è un lavoro che può dare risultati importanti. Questo lo dico per la Torres, per la Nuorese, per l'Alghero, ma in generale per tutte le società sarde. Bene, io ti ringrazio, grazie della chiacchierata, preparatissimo. Salutiamo Andrea, lo guarderemo spesso in TV, così come facciamo quando vogliamo scoprire qualcosa di più anche sul Cagliari Calcio. Ciao Andrea. Ciao, grazie. Ciao.